buonasera, visto mi pare che sono l'unico sindaco che è qua questa sera, e quindi chi era? Ecco, sì, ma fa piacere, l'ho visto prima l'ex sindaco Tony Bertoncello. Saluto caramente la Cécile Kyenge, onorevole, e la ringrazio per questo intervento, questa testimonianza, queste parole e anche questa prospettiva che apre sulla risoluzione o comunque sulla gestione, non so, su come affrontare questo problema epocale. E vorrei anche difendere così l'operato dei sindaci, non vorrei che fosse così un po' troppo tranchant il discorso su come ci siamo trovati ad affrontare queste problematiche da pubblici amministratori l'anno scorso, anche negli anni prima. Io parlo, mi riferisco all'anno scorso, io sono sindaco da 2 anni ed effettivamente è stato un momento così quasi cui sembrava che un po' tutti avessimo perso la testa di fronte agli sbarchi, di fronte a quanto la prefettura proponeva, di fronte a questa pressione che veniva fatta sui sindaci perché mettessero a disposizione alloggi che non avevano, perché si facessero carico di questa situazione, a fronte di 1000 altri problemi che avevamo nel territorio, rappresentati anche al prefetto. E mi ricordo una conferenza di sindaci straordinaria il 18 giugno del 2015 ad Eraclea, dove un privato aveva messo a disposizione un residence, era l'inizio della stagione balneare, e dove furono accolti più di 100 di questi profughi. Quel povero sindaco si trovò veramente in croce perché non poteva fare niente ed era accusato di tutto. E la stessa cosa è capitata a me dopo un mese circa. Un privato ad Annone Veneto, paese di cui sono sindaco, metteva a disposizione 14 appartamenti, quindi in un paese che ha 4.000 abitanti, e quindi con un rischio così che una situazione scoppiasse, insomma, per vari motivi. Ecco, noi ci impegniamo, non abbiamo detto al prefetto, sì, abbiamo detto al prefetto così no, perché così non è, non può essere. Però proviamo a trovare altri alloggi in modo che ne arrivino alcuni. Devo dire, faccio un passo indietro, che inizialmente sembrava che la soluzione, perché anche noi vedevamo che di fronte a questi continui arrivi c'era la necessità di non girarsi dall'altra parte, ovviamente, e di affrontare il problema. E allora si parlava delle caserme. Perché lo Stato non mette a disposizione le caserme, non vengono. Sembrava che la soluzione fosse quella, poi si è visto che non poteva essere quella, però insomma emergenzialmente a Cona, dove ci sono ancora oggi più di 500 richiedenti asilo, fu la soluzione trovata allora. Ecco, noi era luglio, questo verso il 20 luglio, ci impegniamo a trovare qualche alloggio per accoglierne alcuni e cominciamo a parlare di accoglienza diffusa, dell'impegno che doveva essere anche da parte degli altri sindaci, però avevamo anche effettivamente contro, l'ha detto Marco prima, una regione che non ci aiutava per niente. E alle riunioni in prefettura, alle cabine di regia che il prefetto istituì ad agosto, ci trovavamo, non 4-5, un po' di più, siamo 44 sindaci comuni della provincia di Venezia, ma insomma 10-15, e così per cercare di gestire assieme
il fenomeno e comunque cercare di fare la nostra parte. Non ci siamo girati dall'altra parte, ecco, non è proprio così. E abbiamo trovato così dei posti per una decina che erano le quote, le cosiddette le quote che allora la prefettura aveva assegnato un po' a tutti i comuni per cominciare appunto anche a distribuire, in previsione di una distribuzione di questi richiedenti asilo. Ecco. Poi il caso fortunato per me, per noi, ha voluto che questi ragazzi arrivassero i primi di settembre e fossero alcuni dei ragazzi della palestra, quelli di Portogruaro, e quindi arrivarono anche con un bagaglio, diciamo così, di aiuto, assistenza, accoglienza che avevano già ricevuto a Portogruaro, e si portarono dietro però anche tutto il lavoro dei volontari che continuarono a operare a Portogruaro, continuarono a Danone Veneto a fare alcune cose. Noi da parte nostra abbiamo messo a disposizione il centro civico per i corsi di italiano, i volontari continuano ancora oggi o comunque adesso a fare i corsi di italiano. Noi abbiamo un'immigrazione a Danone Veneto di immigrati stanziali, sono quelli che sono lì da molti anni, del 15%. È il paese in provincia di Venezia, adesso molti sono diventati cittadini italiani, ne abbiamo 13%, perché l'altro 2% sono quelli che sono diventati cittadini italiani. Io l'anno scorso ho conferito 53 cittadinanze, ho raccolto il giuramento di 53 cittadinanze, ma non è merito mio, no, è il Presidente della Repubblica che gliel'ha dato. Io ho solo cercato e cerco sempre di trasformare questi momenti, lo faccio anche con i ragazzi, con i figli, ho invitato alle scuole. Quest'anno il 2 giugno ho invitato, oltre alle ragazze che hanno votato nel 46, tutte le arzille novantenni che sono venute alla cerimonia, anche famiglie di immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza, ho dato la Costituzione ai diciottenni. E quindi ecco, c'è un lavoro quindi anche che era già nel nostro territorio nei confronti dell'immigrazione già avviato. C'è poi da dire un altro discorso che riguarda le cooperative, il privato sociale, no? che gestisce queste cose. Sì, abbiamo avuto esperienze molto tristi, molto negative. Quella stessa cooperativa a cui si riferiva prima Paola è quella che ha gestito anche da noi, insomma, fino al 31 dicembre. Adesso c'è un'altra cooperativa, però noi fino al 31 dicembre, un giorno sì, un giorno no, o io, il vice sindaco o l'assessore ai servizi sociali dovevano essere lì perché c'era sempre qualche problema, pur essendo che non proveniva dai ragazzi, ma a volte i ragazzi erano anche esasperati, insomma, da certe situazioni. Ecco, dal 1 gennaio insomma, siamo riusciti anche attraverso la rete del volontariato e d'accordo con la prefettura a far subentrare un'altra cooperativa. Abbiamo portato in conferenza dei sindaci a settembre il problema per discuterne, non se n'era mai discusso apertamente. Io mi ricordo, eccolo qua, il sindaco di Portogruaro, Tony Bortoncelli, ora non, ex sindaco, che sì, quelle conferenze dei sindaci che diceva io per me ne accolgo, no? Quando ancora il problema non era poi precipitato come è precipitato l'anno scorso, però effettivamente questo non ha aiutato, e anche quando ne abbiamo discusso tra tutti i sindaci del territorio portogruarese capivamo che uno dei problemi era anche la mancanza sul territorio. Loro sono un esempio, un'eccezione, diciamo, ma la mancanza sul territorio di cooperative capaci di svolgere un certo lavoro e di dare anche una mano nell'organizzare un po' tutto quegli aspetti inerenti di integrazione di cui si parlava. Ecco, qualcosa si sta muovendo anche qua. Quindi voglio dire, spezzo una lancia, insomma, ecco, in difesa anche degli amministratori pubblici, perché le problematiche, insomma, sono varie, complesse e diverse, si sommano a tante altre problematiche sociali che dobbiamo affrontare quotidianamente,
Ma questi esempi, e è molto confortante anche quello che ha detto circa, perché veramente l'Europa, ecco, è da quel giorno lì, di Aylan, che l'Europa ha cominciato a Commuoversi. commuovere, insomma questo è stato un impatto che insomma anche forse speriamo che sia servito insomma anche a qualcosa, ecco, perché sono fenomeni che richiedono anche un certo tempo, e penso che vede anche lei in Europa quanta fatica è a far diventare quelle proposte poi legge, insomma, ed è quello che io veramente le auguro di tutto cuore. Grazie.